punto di partenza. Si disintegrano alla fine degli anni 70, io ripercorro sulle tracce di quello che ha già detto benissimo Paolo De Nardis, si disintegrano gli arsenali linguistici dell'ideologia della fine degli anni 70, che sono arsenali attinti dal lessico religioso, dal lessico militare, dai grandi linguaggi storici del Novecento, e si entra in una fase, quella degli anni 80, segnata appunto da un altro tipo di politica. Già i segnali, come dire, di un grillismo ante litteram cominciano ad apparire già nei primi anni 80 e a mio parere appaiono attraverso due figure carismatiche globali che hanno una valenza molto significativa. Mi riferisco a Reagan e al Papa Giovanni Paolo II, i quali hanno un punto in comune: sono entrambi attori. Reagan attore, Papa Wojtyła da ragazzo attore di teatro, quindi grandi comunicatori. La leadership sostituisce il tessuto ideologico che fa da sostrato solitamente alla politica, il lessico viene adattato alla esigenza del momento e alla capacità spettacolare di rendere, attraverso questi linguaggi, la penetrante capacità di rappresentare lo stato del presente, e quindi si entra in una nuova fase. Questo come si traduce in Italia? Dopo quel periodo degli anni 80 segnati come anni del razzismo, come anni rampanti, si entra all'inizio degli anni 90, con la crisi della Prima Repubblica, in una nuova forma di comunicazione linguistica. Prima giustamente Paolo De Nardis sottolineava già l'introduzione di un linguaggio diverso, che è il linguaggio sportivo. Io aggiungerei che al linguaggio sportivo Berlusconi ha aggiunto anche quello commerciale, è riuscito a mettere insieme il gergo dello sport con appunto gli azzurri, Forza Italia, Scendiamo in campo, con anche un gergo attinto da un verso dal reality televisivo, cioè la capacità di rappresentare a livello politico anche quella che era la fase emotiva della nostra televisione. E ancora il linguaggio, il gergo commerciale, il partito azienda, la necessità di fare fatturato per l'azienda Italia e così via. Questo mi pare un dato significativo. Qualcuno al suo fianco traduce il suo populismo in un movimento popolano. Mi riferisco a Bossi, che passa dallo sport al bar dello sport e quindi passa a un gergo ancora diverso, cioè quello di chi commenta al bar dello sport quel che avviene a livello sportivo e commenta pure la politica con lo stesso gergo, la stessa sensibilità emotiva del gergo sportivo. E quindi queste mi paiono già delle innovazioni abbastanza significative. Innovazioni che attengono a una leadership di tipo televisivo. La televisione fino agli anni 80 ha contato per tenere il consenso, ma non ha prodotto leader che governano il paese. Cioè, se voi pensate al nostro paese, i leader più forti televisivamente negli anni 70-80 erano Pannella, Almirante, cioè personaggi di grande fascino televisivo, ma non tradotto in grande consenso elettorale popolare. Poi governavano gli Andreotti, Moro che era un personaggio antitelevisivo per eccellenza, perché appunto aveva un linguaggio curvo, barocco, bizantino, insomma, comunque diverso dal linguaggio diretto televisivo. Quindi irrompe la televisione e insieme alla televisione irrompe quella che la scuola di Francoforte chiama il gergo dell'autenticità, cioè parlare come parlano tutti, parlare come si magna, come si dice a Roma, oppure parlare pane al pane, vino al vino, ecco. E questa è una parabola che poi arriverà a Grillo e a Salvini come ultimi fruitori di questo tipo di linguaggio. Quindi il punto di partenza mi sembra proprio irrompono altri tipi di linguaggio e il punto di riferimento è un linguaggio di tipo televisivo che attinge dallo sport, che attinge dal commercio, attinge dalle categorie. Insieme a questo si incrina la legittimità della politica, cioè il ruolo della politica, l'importanza della politica, la partecipazione politica, l'elettore cittadino militante viene ridotto a audience share pubblico e quindi assume un'altra dimensione, una dimensione partecipativa ma in senso passivo, è sempre al di là dello schermo, vede la performance del leader. Io credo che alla fine di questa parabola si possa parlare anche di un altro fenomeno, cioè il leader politico si trasforma in animatore. Ecco, se voi vedete i 4 principali leader del presente, quindi vicino a Grillo, sono 4 animatori, cioè Renzi più che un leader è un animatore che anima il paese, rianima anche lo stato depressivo da cui proveniva, penso anche al linguaggio depressivo di governi dei tecnici,
grande animatore, capace di trasmettere il senso della velocità, la parvenza del dinamismo, della concretezza attraverso un impatto televisivo. Quindi nonostante il suo mezzo di comunicazione per eccellenza sia il Twitter, resta comunque un personaggio che deve dal suo fascino al ruolo di animatore che è stato storicamente Berlusconi. Infatti la sua capacità seduttiva nei confronti degli italiani era quella di tenere alto lo spettacolo, di saper parlare le folle, di essere molto ammiccante, di compiacere, una forma diciamo di compiaccioneria, se così possiamo dire, che era uno dei tratti distintivi della sua comunicazione. Animatore anche Salvini, perché se voi andate a considerare la sua parabola politica, tutto il suo successo è interamente legato alle sue cosiddette comparsate televisive, cioè alla capacità di esprimere un linguaggio diretto, il gergo dell'autenticità a cui facevo prima riferimento, in un gergo diretto quello che sente la pancia degli italiani, quello che vogliono sentirsi dire gli italiani. Quindi il linguaggio dell'animatore. Grillo, a maggior ragione, ha un curriculum di animatore, nasce appunto come comico di cabaret, poi passa a una fase intermedia in cui è comico ma denuncia anche le grandi multinazionali, lo sfruttamento dell'ambiente e così via, e poi approda alla politica. E quindi vi approda con un'idea della politica come dire, messa in piazza di tutti i problemi e come una politica priva di mediazione, cioè una politica che non vuole più una classe politica, che non vuole più una classe dirigente, ma che si affida a una sola fonte di legittimazione, che diventa assoluta e oscura al tempo stesso, la rete. Cioè, lo dice la rete. Quando poi si va a vedere il parere e l'opinione della rete, in realtà si riduce a poche migliaia di persone che hanno partecipato al meccanismo della sollecitazione del Movimento 5 Stelle e quindi diventa una fonte di legittimità assoluta per il Paese, per l'azione politica del Movimento 5 Stelle, quando si tratta di un movimento anche facilmente influenzabile, perché basta porre in un certo modo le domande, basta che rispondano anche solo un certo tipo di motivati militanti rispetto all'opinione pubblica generale, e si ottiene un parere incontrovertibile, assoluto, lo ha detto la rete, che non si discute più, ma che diventa l'unica fonte di legittimità. Quindi classe politica fluida, linguaggio fluido, far coincidere governo e partecipazione, rappresentanza dell'esecutivo, perdere ogni passaggio intermedio, considerare il dilettantismo una virtù, il non avere una biografia, un curriculum è un titolo di merito ed è il primo titolo per i curricula dei candidati e poi dei deputati del Movimento 5 Stelle, quindi è un fatto nuovo che sorge dalla disintegrazione. Quindi questo mi pare un elemento importante. Aggiungo solo una considerazione, poi mi rifaccio all'idea che giustamente sottolineava anche Paolo dei linguaggi della politica. Se oggi dovessimo fare una ricognizione su quali sono i linguaggi oggi superstiti della politica, io direi che sono fondamentalmente tre. Cioè, uno l'abbiamo citato ed è il gergo dell'autenticità, cioè il linguaggio dei populisti di interpretare quello che in quel momento vuol sentirsi dire la gente. Quindi linguaggio efficace che simula il linguaggio del bar dello sport, ieri, oggi magari di quel che dice la rete o di quel che dice attraverso il Twitter l'opinione pubblica fluida del nostro tempo. Quindi gergo dell'autenticità che riguarda soprattutto forze di opposizione e che non riguarda soltanto l'Italia, il fenomeno più grande, ma che l'Italia trova in particolare due grandi veicoli che sono il Movimento 5 Stelle, quindi Grillo, e dall'altra parte Salvini e la Lega. Poi, se vogliamo mantenere la parola gergale, il gergo della velocità, quello di Renzi, cioè l'idea che anziché discutere di grandi problemi si debba fare innanzitutto presto, si debbano dire le cose sempre in velocità. Se voi notate, tutta la comunicazione di Renzi, salvo quando viene inchiodato dagli incontri con Obama, è sempre in movimento, lui sta sempre camminando, perché deve lanciare un messaggio, tardo futurista al paese, che tutto va detto e fatto in velocità. Quindi va tutto, è una specie di fast food applicato al lessico politico. Quindi il gergo della velocità, unito alla concretezza, faremo la concretezza annunciata, faremo, modificheremo, cambieremo. E poi c'è un terzo gergo che è un gergo superstite degli anni passati,
ma che si incrocia con una tendenza assai diffusa, soprattutto oltreoceano, ed è il gergo del political economy, di cui diciamo la principale testata è oggi la Presidente della Camera Boldrini, che interpreta come dire, la sua battaglia politica alla luce di parole chiave. Cioè, c'è un problema reale nel nostro paese, per esempio il dramma dell'immigrazione, si fa la giornata per i morti dell'immigrazione. C'è un problema reale che riguarda gli zingari o i rom, si rimuove la parola proibita, zingaro, che non vuol dire assolutamente nulla di negativo, non connota nessuna negatività, e